71 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Verna, benvenuti alla trasmissione dedicata al mondo dell'agricoltura che da oggi e per i prossimi venerdì anticipiamo alle 11, dalle 11 alle 12. In collegamento telefonico con me abbiamo il solito Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura. Allora Lorenzo, sei contento? È caduta la linea, ti faccio dopo la domanda. Saluto intanto il carissimo Roberto dalla regia. Grazie Roberto. Ricordo il numero per intervenire in diretta, che è lo 02 66 20 35 29, anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. Allora chiedo a Roberto se abbiamo ripristinato il collegamento con Lorenzo, lo richiamiamo tra pochissimo perché è caduta la linea. Intanto sbirciamo un po' il sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Abbiamo un comunicato stampa, scrive il ministro Centinaio, è stato firmato al Ministero delle Politiche Agricole. Che cosa è stato firmato? Un protocollo d'intesa programmatica tra il MIPAF e Plasmon, finalizzato a valorizzare la sicurezza dei prodotti alimentari e per l'infanzia. Poi il ministro Centinaio è stato in Puglia e ha scritto sulla sua pagina Facebook: chiedo scusa alla Puglia perché lo Stato, che si può chiamare Ministeri, Regione, Politica Italiana o Magistratura, in questi anni ha voltato la faccia dall'altra parte. Lo ha detto il ministro dopo il sorvolo a Lecce in elicottero su 165 chilometri di area infetta da Xylella. Allora abbiamo recuperato la linea con Lorenzo Viviani. Lorenzo, buongiorno. Ciao Antonio, intanto è caduta la linea solo con un telefono muto, quindi insomma vi ripeto del saluto ai radioascoltatori, a te Antonio, alla regia. Oggi è un giorno importantissimo, siamo alla fase finale di una campagna elettorale importantissima proprio per le persone di cui parliamo in questa trasmissione, per gli agricoltori e per i pescatori. Sì, quindi oggi è una puntata che io dedicherei, se sei d'accordo, ma insomma gli ospiti che abbiamo scelto sono ospiti proprio insomma indicati per questa puntata, di parlare agricoltura e pesca e dell'Europa che deve cambiare, dell'Europa che deve essere dalla parte di chi produce, dalla parte insomma della tracciabilità dei consumatori. E infatti salviamo, come tu stesso hai postato sulla tua pagina personale Facebook, salviamo la nostra pesca e la nostra agricoltura dai burocrati europei. Questa mattina il ministro Salvini in un'intervista alla Stampa ha parlato di una nuova politica agricola, intervistato da un giornalista sulla Stampa. E in collegamento telefonico con noi, Lorenzo, abbiamo Filippo Pozzi da Bruxelles. Ciao Filippo, buongiorno. Ciao Antonio, buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Allora Filippo, Filippo, raccontaci un po' che si dice su questo fronte in Europa. Intanto grazie dell'invito e concordo sul momento di attenzione massima che ci deve essere su questo passaggio di politica agricola, ma anche sul tema pesca, non solo perché siamo alla vigilia di un voto importante, ma probabilmente anche perché non c'è più nessuno davvero rispetto agli agricoltori e pescatori che ha dimestichezza con l'Europa e con quanto sia importante ricalibrare il tiro di queste politiche. E sul lato dal punto di vista del Parlamento, io sono consigliere politico del gruppo dell'ENF, del gruppo delle Nazioni delle Libertà,
Sì. Mi occupo di seguire i lavori di Commissione Agricoltura e abbiamo appena licenziato solo in Commissione Agricoltura e quindi non in plenaria questa nuova politica agricola, della quale poi, se volete, parleremo anche, Certo. che ha degli elementi di novità, ha un aspetto generale anche di consegna di nuovo ruolo agli Stati membri, che potrebbe anche piacerci in qualche modo, ma in realtà è un unico aspetto positivo rispetto a una serie di novità non belle che non ci piacciono, a cominciare da un tema di risorse. Quello che sentite tirare in ballo negli ultimi mesi come grande campanello d'allarme, e devo dire con una lega in testa rispetto a queste grida di dolore, è quello di un taglio decisamente cospicuo del bilancio della PAC. Per l'Italia parliamo di una cifra attorno ai 3 miliardi a prezzi correnti, 3 miliardi di euro nel periodo della programmazione, quindi dal 2020 al 2027, che è una cifra enorme. Significa che questa politica agricola, che è stata uno dei primi elementi costitutivi dell'Europa assieme ad altre politiche economiche, e che fino a ieri rappresentava più del 37% del bilancio dell'Unione, scenderebbe di colpo al 28,5%, così d'amblè, portando in dote, in termini negativi evidentemente, sia un taglio sui contributi diretti, quindi su quello che l'Europa assegna agli agricoltori come mero sostegno al reddito. Io ricordo che in questo senso addirittura questa misura vale per tante aziende il 40%, addirittura il 50% del fatturato annuale di un'azienda agricola, che anche sull'altro pilastro, che è quello un po' più imprenditoriale, dei bandi, di quelle misure che gestiscono le regioni, che si chiama sviluppo rurale. Quindi su entrambi, e soprattutto su questo secondo, questa scure dei tagli economici di bilancio si abbatte, e capite bene che in un momento nel quale invece, rispetto a un panorama mondiale di grande competizione, dove i prodotti agricoli, più ancora dell'agroalimentare, che poi nel suo passaggio di trasformazione assume anche una valorizzazione, ma certamente sui prodotti agricoli puri e semplici subisce una concorrenza oggi non accettabile e difficilmente sostenibile con tante aree del mondo, per cui se non ci sono le risorse necessarie a sostenere questa attività rischiamo la chiusura davvero di decine e di centinaia di migliaia di aziende agricole. Filippo, anche Lorenzo, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea, chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Federica dalla provincia di Bologna. Buongiorno Federica, prego. Allora, io sono proprio agricoltore e sono proprio in campo. Allora, chiedevo, visto che si parla di agricoltura, allora il problema qua da noi è la cimice. La cimice se ne parla tra le province di Modena, Bologna e Ferrara, ma un po' tutta l'Emilia Romagna e il nord Italia, sta devastando da anni i frutteti. Infatti da noi per vari motivi i frutteti sono un po' in via di estinzione come le stalle, e visto che si arrivano anche a decurtazioni di prodotto pari al 70-80% in campo, volevo sapere, visto che i principi attivi sono stati notevolmente diminuiti per quanto riguarda gli insetticidi e non si riesce più a fare economia, a fare agricoltura professionale, come intendo, e quindi anche le piccole e medie aziende, che è la maggior parte dell'Italia, fanno fatica a tirare avanti un reddito per la famiglia. Allora io chiedevo, intanto ci sono degli studi per quanto riguarda gli antagonisti, che pare, antagonisti, cioè nemici naturali che mangiano le cimici sostanzialmente, visto che i prodotti in agricoltura sono stati aboliti. Allora di favorire maggiormente, sono sperimentazioni, perché ci sarebbe, la cimice è di origine asiatica, il suo predatore naturale è cinese, ma non si può importare. Non so, stavo anch'io guardando per quale motivo burocratico. C'è un difetto burocratico, non si sa. Allora, stiamo importando tutto dal mondo, le più brutte schifezze. Allora, perché non si vuole combattere? E questo nessuno l'ha mai voluto parlare.
anche a livello europeo pare che non gliene freghi più di tanto, perché comunque l'agricoltura italiana se va avanti così la si fa chiudere. Certo. A parte che la cimice anche a diversi stadi fenologici colpisce anche le colture del nocciolo come anche il castagno. E poi altri problemi, ma l'ultimo in ordine di tempo è il problema storni. Qua siamo invasi da storni. Sì. Gli storni allora sono specie protette, altamente polifaghe, cioè che si nutrono di tante cose, ma sono protetti perché se nel nord Europa svolgono una funzione di pulizia nei medicai, perché hanno quasi tutte erba medica, qua da noi attaccano massicciamente i frutteti. Abbiamo gli abbattimenti controllati, cioè tramite i cacciatori della regione, ma è stata burocratizzata ancora di più, che quest'anno sono partito in ritardo. Perfetto. E fanno fuori, poi dicono ma no, aspetto provinciale, le province non ci sono più, e anche quando è il momento dell'indennizzo dei danni è sempre, cioè, non si è mai ripagati. Allora, il problema agricoltura è importante perché il cambiamento climatico, che è già dato da anni, noi lo stiamo vivendo da anni, quindi troppa pioggia, cioè tante cose. In più, a livello di difesa sia burocratica ma anche di difesa fitosanitaria non siamo aiutati. Sì. Chiedevo di fare appunto qualcosa. Se volete io dopo vi lascio i miei recapiti, o se qualcuno mi lascia un recapito ufficiale con cui parlare. Va bene, puoi lasciare i suoi recapiti in regia. Allora, Lorenzo Filippo, prego. Io, a parte che rispondo subito all'ascoltatrice, la ringrazio, anzi è bello che in questa trasmissione dell'agricoltura chiami direttamente chi fa agricoltura, chi fa pesca. Non dico già alla regia di lasciare benissimo i nostri recapiti, i miei recapiti, ma senza problemi. Noi abbiamo un nostro esponente in Emilia Romagna, insomma, che è in Commissione Agricoltura, che è Collinelli, che comunque è sempre al pezzo, quindi o io o lui comunque verremo a visitare, o comunque verremo anche a fare dei sopralluoghi in loco. Il problema della cimice asiatica lo conosciamo molto bene, e partiamo dal presupposto, ora capisco che la signora mi dice il problema c'è adesso, dobbiamo comunque concepire e andare a avere delle difese, poi Filippo vedrò, cioè mi dà anche lui la sua opinione su questo. Comunque dobbiamo partire dal presupposto che da domani mattina dobbiamo cominciare, come si fa per altre cose, come stiamo facendo come Lega per altre cose, bisogna veramente difendere, ma non vuol dire interrompere il traffico delle merci, capiamoci, ma dato che noi abbiamo delle eccellenze sul nostro territorio che non possiamo permettere che vengano messe in difficoltà, ad esempio dalle importazioni, parliamo della pianta del caffè che ha portato la xylella in Puglia, parliamo della cimice asiatica, parliamo delle varie fitopatie che abbiamo sul nostro territorio. Ecco, dobbiamo prima di tutto prevenire, prendere un modello, fra virgolette, australiano, dove quando arriva la merce pericolosa, oppure dove possono esserci bisogna evitare, come ragazzi, il discorso della vespa velutina, altro problema gigantesco, sta arrivando dalla Francia, è una vespa asiatica che sta distruggendo le nostre api, le api mellifere, che potrà avere dei problemi anche sul punto di vista dell'impollinazione, quindi anche le api selvatiche e tutto, quindi parliamo di problemi giganteschi che magari toccano marginalmente le persone comuni perché dicono vabbè, parlano dell'agricoltura, ma invece vanno a intaccare direttamente tutto il nostro ecosistema. Allora, signora, rispondo assolutamente che la risposta deve essere italiana. Noi ci stiamo impegnando anche come Lega in Commissione Agricoltura proprio sul tema della cimice asiatica. Il ministro Centinaio è al corrente del problema. Naturalmente sono cose che devono essere fatte di pari passo con la Comunità Europea. Dobbiamo svincolarci naturalmente la possibilità in caso di emergenza di utilizzare magari anche degli agrofarmaci, di utilizzare insomma e fare una battaglia chimica a queste cimici, soprattutto bisogna utilizzare degli antagonisti. Sul discorso di importare, lo dico da biologo, altre specie, ad esempio i predatori da altri paesi, bisogna sempre stare attenti, perché questi errori sono quegli errori tipicamente che hanno fatto gli australiani quando hanno importato, non so, per dire il coniglio, ora non vado nel preciso, poi hanno portato, non so, il gatto, ecco, per dare o la volpe, per dare la caccia al coniglio che si riproduceva troppo, e hanno distrutto degli interi ecosistemi, perché comunque le specie autoctone, magari che non andavano sconfitte, comunque non andavano messe in crisi, sono state alterate. Parliamo del kiwi ad esempio in Nuova Zelanda, questo uccellino che vola poco, che è stato è stato portato via dal gatto che era stato portato per mangiare i topi, per capirsi che erano stati importati, ecco. Quindi bisogna stare molto molto attenti quando si importano delle specie nei paesi, perché si rischia di mettere la toppa peggio che il buco. Detto questo, il nostro impegno è massimo.
la signora rinnovo l'invito naturalmente alla regia di lasciare i miei recapiti, perché Sì, già fatto. è un problema che sta prendendo comunque tutto il nord Italia, sta dilagando, insomma è un problema che abbiamo già segnalato con un'interrogazione scritta in Commissione Agricoltura, mi sembra a nome del nostro parlamentare in Commissione Agricoltura Flavio Castaldi, e insomma è attenzionata. Sono cose che naturalmente non si possono risolvere in poco tempo, bisogna, come ho detto prima, fare una battaglia biologica e fare una battaglia insomma su tutti i fronti a questa specie esotica, perché viene da fuori. Ci sarà il nostro impegno sicuramente. Filippo, vuoi aggiungere qualcosa? No, mi sembra che tu abbia dato un quadro molto puntuale. Aggiungo semplicemente, anche nei confronti della Commissione Europea o dell'Europa è essenziale che venga così circostanziata in maniera molto dettagliata un'esigenza e venga fatta passare nella maniera più compiuta possibile la necessità che il mondo produttivo, che il mondo agricolo italiano ha un tipo di emergenza nei confronti della quale non devono esistere vie che vengono precluse per principio o per motivi ideologici o per motivi di schieramento. Purtroppo in Europa molto spesso si vive vittima di battaglie di schieramenti ideologici di congetture un po' green, un po' di impostazioni preconcette. Ecco, di fronte a una perdita di prodotto, a una difficoltà di fare azienda, a una difficoltà di produrre, non ci devono essere vie precluse. Per questo mi sembra di ricordare il ministro Centinaio addirittura aveva autorizzato a proseguire le ricerche sugli antagonisti naturali, ma è evidente che qui tutta una filiera di profilassi va allertata, il consorzio di difesa locale, il ministero pronto a valutare tutte le vie tecniche possibili e le eventuali deroghe da concedere per far fronte a questa emergenza, e nel contempo naturalmente attivarsi verso la Commissione dal punto di vista così più politico. Anche il Parlamento europeo e i suoi nuovi membri potranno sollecitare gli uffici della Commissione in questo senso, cercando di farlo nella maniera più tempestiva e puntuale possibile. Ecco, Filippo, ti faccio una piccola domanda veloce. Tanto voglio dire ai radioascoltatori chi è Filippo, perché Filippo è la persona che prepara i nostri europarlamentari alle battaglie per l'agricoltura italiana. Insomma, è quello che riesce, il funzionario, insomma, sono quelle persone che molte volte rimangono nelle retrovie, ma hanno il 99%, fammi dire, del merito quando viene portato a casa un risultato. Bravo, sì. Sono le pratiche, insomma, e questo è un elogio che gli faccio, perché insomma anche nel fronte pesca, quando c'è da chiarirsi qualcosa, ha subito il dibattito, e veramente la Lega ha questa particolarità che gioca di squadra e va unita sulle tematiche da nord a sud fino a Bruxelles. Detto questo, ecco Filippo, giustamente tu dici il nuovo Parlamento, quindi nuove prospettive per la PAC, nuove prospettive per tanti regolamenti. Cosa ci aspettiamo da questo nuovo Parlamento? Allora Lorenzo, io intanto così nel nostro menù, per non uscire dal Cavrini, sentiamo questo Cavrini. Direi che intanto vedo una decisione abbastanza veloce sul fatto che il nuovo Parlamento possa scegliere di proseguire sulla posizione accennata, già votata in questo primo piccolo passaggio di Commissione Agricoltura sulla PAC, oppure addirittura ricominciare da zero. E qui devo aprire una piccola parentesi, spero di non essere noioso, rispetto a come vengono addirittura proprio fatte le leggi in Europa. Quindi la Commissione ha buttato sul tavolo, ha dato in pasto al Consiglio, dove ci sono gli Stati membri, e al Parlamento, dove ci sono gli eurodeputati, questa proposta di politica agricola. Tutte le istituzioni elaborano, quindi sia Consiglio che Parlamento elaborano questa iniziativa, questa idea legislativa che ha avuto la Commissione, ciascuno partorisce una propria posizione e poi le tre istituzioni dell'Unione si trovano in questi triloghi, in queste lunghe riunioni, per trovare
un testo di compromesso che poi viene rivotato da ciascuno e licenziato come testo finale. Ecco, questa è la lunghissima e un po' burocratica prassi per fare le leggi qui in Europa, ma dove vedete l'idea della commissione iniziale che butta sul tavolo questa proposta è destinata ad essere molto della parte del testo finale, proprio perché ha questa esclusiva, diciamo, di potere di iniziativa legislativa. Il Parlamento ha dato una sua prima solo a livello di Commissione Agricoltura, solo una prima opinione, ma è evidente che i nuovi deputati avranno come primo punto all'ordine del giorno la scelta se proseguire in questo iter e quindi votare anche in plenaria, oppure se riaprire gli emendamenti e ridiscutere della proposta della Commissione. Questo intanto è un passaggio fondamentale, e perché dipenderà da che tipo di maggioranza politica avrà il nuovo Parlamento. Se è un Parlamento che conferma diciamo, la presenza dei grandi gruppi che abbiamo visto fino ad oggi, molto facilmente semplicemente voterà la PAC in plenaria e quella sarà ufficialmente la posizione del Parlamento. Se invece sarà un Parlamento con una maggioranza più nuova, anche magari chissà perché, composta da nuove forze o da un potere di interdizione di queste nuove forze rispetto ai grandi gruppi, beh, probabilmente invece i nuovi parlamentari non ci staranno a portare avanti le idee del vecchio Parlamento e sceglieranno di riaprire gli emendamenti rispetto a questo testo. È inutile dire che il nostro gruppo è un gruppo che diciamo, spinge affinché venga avanti questa seconda posizione e che dia modo quindi alle nuove forze, ai nuovi numeri che verranno espressi in Parlamento di potersi esprimere. E poi, e chiudo subito, il menù di questa Commissione europea che vedo all'orizzonte sarà subito incentrato sul tema dell'etichettatura, perché come sapete a fronte di tanti Stati membri, sono 8 Stati membri che hanno scelto di darsi, come l'Italia, una propria legislazione in tema di etichettatura, addirittura attraverso il ministro Centinaio l'Italia ha scelto di dare un punto fermo dicendo che i prodotti agricoli vanno chiariti, va chiarita la loro provenienza sempre e comunque su tutte le produzioni agricole. Altri Stati hanno avuto lo stesso tipo di iniziativa, ma l'Europa evidentemente che non può, diciamo, fino ad oggi non ha voluto, non ha potuto contemplare la presenza di iniziative nazionali e vuole sempre, diciamo, un'iniziativa invece uniforme, una legge uniforme per tutti, dovrà rimettere mano a una legge sull'etichettatura che oggi di fatto non la rende obbligatoria, che oggi di fatto esenta le aziende che sono detentrici di un marchio commerciale di poter essere escluse con questo marchio dall'obbligo di etichettatura, quindi come vedete una impostazione quadro europea molto distante rispetto a quello che abbiamo detto in Italia, cioè che invece i prodotti agricoli vanno etichettati e bisogna conoscere l'origine dell'ingrediente principale, della materia prima in etichetta. Questo è un punto sul quale immagino entro il 2020 la Commissione sarà costretta a rimettere mano a questo regolamento di base, perché è il 2020 è il termine entro il quale, in assenza di novità, questo quadro non troppo chiaro che ha fornito l'Unione Europea rispetto al tema dell'etichettatura è destinato per legge a soppiantare completamente tutte le iniziative nazionali e quindi anche quelle che sono state fatte in Italia con i decreti sull'etichettatura e a restituire quindi un quadro un po' più incerto in tema di etichettatura, per cui chi ha spinto in questi mesi come l'Italia, in questi anni come l'Italia, ha un po' l'obbligo morale, mi viene da dire, di riproporre questo tema entro il prossimo anno e di fare in modo che l'Unione invece receda un po', diciamo, torni indietro su questa intenzione e tenga conto invece della volontà dei cittadini europei. Allora, benissimo Filippo, grazie mille per il tuo intervento, chiaro, grazie per il lavoro che svolgi, ci risentiamo prossimamente qui in radio. Grazie a voi, grazie mille. Grazie mille. Allora Lorenzo, mancano 2 minuti prima della pausa pubblicitaria e gli ospiti sono numerosi quest'oggi. Raccontaci un po' comunque tu dove sei oggi. Guarda, oggi siamo tutti richiamati all'ordine sul territorio, si chiudono tante partite amministrative oltre che quelle europee, quindi oggi
è una giornata di chiusura di campagne elettorali. Qua nella mia provincia, nella provincia aspetina, abbiamo dei piccoli comuni, ma dei piccoli comuni che sono importantissimi, che storicamente sono stati da 70 anni, 60 anni con un unico colore, e quindi adesso ci giochiamo questa importante partita. Abbiamo preso ad esempio qua gli scorsi anni, siamo riusciti a entrare nelle amministrazioni, quindi stiamo governando a Spezia, stiamo governando a Farzana. È importantissimo dare anche su piccoli comuni comunque limitrofi, comuni comunque che prendono sempre quel migliaio di abitanti, sono importantissimi per il territorio, cercare di cambiare la mentalità anche in questi comuni e portare la buona amministrazione. Benissimo. Quello che ti volevo dire, poi la mia pubblicità ha portato un tema molto importante, Filippo, che avremo accennato anche dopo, il discorso della tracciabilità degli alimenti. L'Italia si sta muovendo in tutti cercando di trovare e utilizzare tutti i metodi possibili per portare la maggior tracciabilità degli alimenti, quindi cercare di valorizzare i produttori e soprattutto tutelare i consumatori. Ricordiamoci che è una battaglia che però si vince solamente il 26 maggio, domenica, votando Lega in Europa, per cercare realmente di cambiare la mentalità e quindi riuscire a portare una tracciabilità, quindi soprattutto per i prodotti trasformati, capire da dove è arrivata la materia prima all'interno dell'etichettatura. Questo è perché è basilare per la tutela sia del consumatore sia del produttore. Benissimo, allora Lorenzo, andiamo in pausa e ci sentiamo subito dopo con gli altri ospiti. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico abbiamo sempre Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura, conduttore di questa trasmissione che abbiamo, vi ricordo, anticipato alle 11, dalle 11 alle 12 ogni venerdì. Ricordo il numero 0266 20 35 29 per chiamarci in diretta, o anche il numero per mandarci SMS che è il 346 64 277 56. Lorenzo, in collegamento telefonico con noi in questo momento, Roberto dalla regia mi dà l'ok, abbiamo il dottor Piero Cavrini. Lascio a te la presentazione, prego. Io ti ringrazio Piero, ringrazio per la sua presenza. Ecco, lui rappresenta un settore che purtroppo negli anni insomma nel regime europeo, comunque nei regolamenti europei, ha subito sicuramente un danno gigantesco. Ci ritroviamo in una realtà in cui eravamo forse i leader, o comunque avevamo della produzione vastissima di zucchero, quindi anche della coltivazione della barbabietola, che poi diventa il nostro zucchero, il zucchero che mettiamo nel caffè, lo zucchero che mettiamo nei dolci, lo zucchero che utilizziamo tutti i giorni. Ecco, io l'ho invitato oggi per dire qualcosa, insomma, ecco, come sia stata modificata l'attività dei zuccherifici dalla Comunità Europea e quali sono i presupposti futuri per questa realtà che sappiamo che sta subendo una forte crisi. Insomma, cosa possiamo fare una nuova Europa insomma che dia naturalmente spazio alle nostre produzioni, e come potremo dare una mano a un settore che purtroppo è stato ridimensionato per legge dai regolamenti europei. Ecco, prego. Ti saluto, grazie. Prego, buongiorno. Grazie allora dell'invito. Noi abbiamo subito naturalmente un'azione, una riforma nel 2005 pesantissima, che non ha tenuto conto del rispetto di alcuni fondamentali che io credo debbano essere rimessi al centro non solo dell'attenzione, ma veramente dei regolamenti che verranno nel futuro. E cioè, il primo punto è il concetto di competitività. Bisogna essere competitivi, ma con le stesse regole. Cioè, chi lavora in un mercato, chi mette su un mercato un prodotto, deve rispettare le regole uguali per tutti. Noi ci troviamo con questo regolamento a dover competere con importazioni che vengono naturalmente da paesi che lavorano a delle condizioni diverse dalle nostre. Questo è un leitmotiv che in realtà lo troviamo anche non solo nel settore saccarifero, ma lo troviamo anche nel settore cerealicolo, lo troviamo in tanti altri settori. Questo secondo me è una cosa molto profondamente sbagliata, profondamente ingiusta. L'altro elemento è l'importanza dell'agricoltura e nel caso specifico della barbabietola da zucchero. Sì. I nostri terreni senza la barbabietola da zucchero non hanno la classica coltura da rinnovo. Non avere la coltura da rinnovo significa avere una salubrità delle colture seguenti molto più scadente, molto inferiore a quello che invece si ottiene praticando un avvicendamento culturale con all'interno la barbabietola. Il cereale dopo barbabietola da zucchero, il grano duro e il grano tenero in particolare, dopo barbabietola da zucchero, è provato e cito un leader nel settore delle paste che ci riconosce questo attraverso i suoi studi, i suoi laboratori di ricerca, lo sa e ci premia per questo. La Barilla, per esempio, sa perfettamente, ci incentiva a continuare a fare bietole perché le farine che derivano dalla molitura di grani che sono in avvicendamento con le barbabietole da zucchero sono molto migliori dal punto di vista qualitativo. I cereali che si fanno con rotazioni ripetute, quindi vanno in ristoppio spesso, acquisiscono naturalmente dei problemi che sappiamo benissimo che possono arrivare fino alla salute dell'uomo. Ora, tornando al settore saccarifero, noi ci aspettiamo dall'Unione Europea una maggiore attenzione, perché questa riforma ha prodotto nel 2018 veramente una catastrofe. Non è andata in difficoltà solo la Coprobi, che è la cooperativa, la società saccarifera italiana, che è una cooperativa
unica, siamo rimasti solo noi, e questo ci dispiace, non ce ne facciamo un vanto, ce ne facciamo naturalmente una considerazione che è drammatica, vuol dire che siamo rimasti veramente gli unici a resistere in una situazione molto difficile. Certo. Ma la difficoltà che abbiamo subito nel 2018 è stata una difficoltà che hanno vissuto tutte le società saccarifere europee, a partire dai leader. I leader che sono Zucker, che sono Cristal Union, sono le grandi società tedesche e francesi, che addirittura hanno dovuto chiudere degli impianti. Quindi siamo arrivati veramente al paradosso. Gli stessi soggetti che hanno in qualche modo promosso o comunque accompagnato la riforma sono quelli che oggi si ritrovano naturalmente con dei problemi enormi. Ma perché? Perché non c'è niente da fare. Il concetto della competitività sfrenata ci porta a cannibalizzarci, ci porta a prevalere, a cercare di prevalere sull'altro, senza considerare che, ripeto, ridurre il settore saccarifero in mano a pochi, perché questo è la derivata del concetto di competitività sfrenato, ridurre il mercato in mano a pochi significa essere poi in una situazione di oligopolio, nella migliore delle ipotesi, che è pericoloso politicamente per tutti. Certo. L'altra ragione per la quale l'altra non è una ragione, diciamo la motivazione che ha spinto la riforma è stata quella di abbassare la redditività del settore bieticolo saccarifero per trasferire questa quota di reddito alle società trasformatrici. Anche questa è stata una cosa che inspiegabile dal punto di vista delle motivazioni, diciamo, dei consumatori, perché andare ad arricchire un settore che, fatemi dire, non ne aveva particolare bisogno, e quindi io credo che dietro ci fossero ragionamenti diciamo molto, molto pesanti dal punto di vista appunto degli interessi diciamo appunto di questa società, e quindi ragionamenti pesanti che riguardano anche le forme di pressione che saranno state esercitate in quel periodo da parte di queste società multinazionali nei confronti della politica europea dell'epoca. Abbiamo arricchito ulteriormente, e non ne avevano bisogno credo, gruppi come Coca-Cola, Pepsi e quant'altro, piuttosto che, ripeto, grandi multinazionali che erano e sono ancora grossi consumatori di zucchero. Benissimo. Il consumatore in questo ha beneficiato di qualche vantaggio? Abbiamo mai visto calare di 1 centesimo una lattina di bibita piuttosto che un prodotto dolciario? Non esiste. È stato solo vantaggio, solo ulteriore valore aggiunto che è andato a favore di una fascia, devo anche dire molto ristretta, di produttori industriali. Perché molto ristretta? Perché parliamo di multinazionali, soggetti capaci naturalmente di andare a raccogliere acquisti alle condizioni migliori in aree estese. Chiarissimo, dottor Caparvi. Non so se vuole aggiungere qualcos'altro, perché purtroppo abbiamo tempi molto ristretti. E tu, Lorenzo, vuoi chiedere qualcosa? Io ringrazio Piero e poi tanto lo rinviteremo, perché mi ricordo benissimo, ormai sono qualche mese passato dall'appuntamento che hai avuto sulla nostra radio, ma ci avevi insomma ammagliato, una puntata interessantissima proprio sul processo su cui si trasforma lo zucchero, poi tutte le innovazioni, il vostro zucchero grezzo, insomma, quindi avremo modo di risentirci. Grazie per queste delucidazioni sull'Europa, questo leitmotiv della multinazionale di turno che viene arricchita da un regolamento europeo e i piccoli che soffrono, purtroppo è un leitmotiv che andremo a sentire anche con il prossimo ascoltatore, che è un pescatore. Grazie Piero per essere stato con noi. E voi, grazie mille al dottor Piero Cavrini. Allora, chi abbiamo oggi? Chi abbiamo anche oggi, no? Un altro ospite, un tuo collega, giusto? Oggi abbiamo un mio collega, un collega ligure. Un collega ligure che devo dire ti faccio i miei complimenti. Intanto saluto Alessandro Cappelli, perché è uno dei tanti combattenti che insomma ha iniziato con me questo percorso insomma per cercare di salvare la pesca, per salvare la pesca italiana, per salvare la pesca ligure, e insomma anche lui rappresenta una parte forse la parte peschereccia più messa alla berlina, cioè un pescatore a strascico, un mestiere che
viene da tanti anni di tradizione, purtroppo bifrattato dal mondo ambientalista in maniera sbagliata completamente, ma soprattutto messo in crisi completamente dai regolamenti europei che sono entrati nel 2010. Ciao Alessandro, raccontaci qualcosa. Buongiorno. Buongiorno, ciao Lorenzo e buongiorno a voi in studio. Grazie. Allora, siamo qua davanti al tuo golfo, Lorenzo, davanti al golfo di Levanto. Sentiamo il vento e questo ci fa piacere. Sì, mi sono portato sulla prua, se no si sentiva anche un po' il motore. Magari la sentiamo bene, stiamo anche freschi così. Prego. Niente, noi da quando è entrato sto regolamento del 2010, che continuava ad andare in deroga dal 2006, sto famigerato 1967, abbiamo in pratica subito una forzatura da parte delle lobby europee e pian piano ci siamo resi conto di quello che era stato in realtà non un piano studiato per portare la pesca ad arrivare a dei livelli di sostenibilità maggiori, di reddito maggiore, ma era un piano ben ordito per far morire la pesca tradizionale, la pesca italiana in particolar modo, che si tratta di una pesca comunque fatta di piccole e medie imbarcazioni, un sistema, un regolamento che ha praticamente agevolato la grande distribuzione e le grandi flotte pescherecce. Mm-hmm. Sì, benissimo. Lorenzo, noi ci siamo entrati, praticamente noi siamo entrati con questo regolamento già da una situazione di crisi, perché dal 2008 va ricordata la bolla che c'era stata, quindi con i rialzi del gasolio e quindi dei costi di gestione per noi al limite della sopravvivenza. Questo già aveva fatto un taglio del 20% della flotta peschereccia italiana. Con questo regolamento si è avuto un ulteriore 30% di riduzione della flotta e degli addetti alla pesca. Ricordo dei dati, per dare alcuni dati, che la pesca molte volte viene sottovalutata. Nel 2010, dati proprio dell'IREPA, la pesca contribuiva per 5,5 miliardi sul PIL, quindi non stiamo parlando di una cifra irrisoria, senza contare che il mondo della pesca ha un indotto infinito, perché si va dalla cantieristica, si va dalla ristorazione, si va dal turismo, si va da tutto quello che riguarda la manutenzione delle barche, che sono motori, sono pittura, sono carpenteria, sia legno che acciaio, eccetera. Quindi c'è un indotto pazzesco che ha subito di conseguenza, con l'arresto anche dell'attività di pesca, conseguentemente anche questo indotto ne ha risentito in maniera spiccata, cioè c'è stata proprio una crisi di cantieri storici, cantieri che avevano tradizioni centenarie, hanno dovuto proprio chiudere le battenti. Noi con queste norme europee ci siamo visti dal giugno del 2010 in pratica aumentare la misura delle maglie di 1,5 volte. 1,5 volte significa che tutte le pezzature di pesce che noi prendevamo prima, come triglie, moscardini, gamberi, totani, la frittura stessa, per dire, sono piatti tipici della nostra cultura gastronomica, la frittura di Paranza, penso sia il piatto classico che si trova in qualsiasi località di mare. Ecco, noi siamo andati a perdere su queste specie addirittura il 70% sulle catture. Perché? Perché aumentando le dimensioni delle maglie, questi pesci, che pur essendo di misura consentita, cioè che rientravano nei valori limite di taglia, passavano attraverso le maglie. Quindi noi con questa introduzione delle maglie più larghe abbiamo subito questa perdita calcolata grosso modo su un 60% sulle catture. Sì. Quello che diceva il regolamento, cioè che avremmo lavorato di meno, che poi è stato ripreso anche da qualche politico, avremmo lavorato di meno e guadagnato di più, dopo 10 anni posso assolutamente dire che non è assolutamente vero. Bravo Alessandro.
Non è Bravo, assolutamente Alessandro. vero. Esatto. Bravo Alessandro, hai proprio hai centrato il punto, insomma, sulle problematiche europee. Noi come governo e come maggioranza di questo governo abbiamo portato a casa risultati con sanzioni, però finché non cambieremo l'Europa, quindi si potrà andare a fare interessi realmente, mentre vi dico la verità, anche qualcuno della Lega in Commissione Pesca, che sarebbe il mio sogno, e so proprio che intendo almeno 20 e 30 parlamentari, si potrà comunque avere una buona rappresentanza nella Commissione Pesca, cercare di andare a scardinare molti regolamenti, perché come diceva Alessandro, tanti regolamenti sono sbagliati, anche il fatto stesso della maglia larga, per dire ai radioascoltatori che sembra la manna, ma non è detto che il pesce che passi dalla maglia poi sopravviva dalla maglia, cioè, quindi il concetto è proprio avere un'economia in favore del capitano che fa insegna i nodi ai bambini, non dico per un premio a querela, però insomma sappiamo bene con la pubblicità di questo mondo fatto dove fanno vedere che la pesca che fanno nell'Atlantico è tutta, insomma, è bella, è buona, c'è un comandante vestito tutto punto che insegna ai bambini come si fanno i nodi, ecco, però rendiamoci conto che sono barche di 100 metri che distruggono realmente lì degli ecosistemi interi, che vanno in mare con delle barche enormi, con delle reti che noi forse lo sforzo che fanno di pesca loro non lo fanno 200 barche, e quindi rendiamoci conto di quello. Quindi sempre perché mi sono unito, mi ha fatto piacere unire Alessandro alla conversazione di prima, perché il nostro radioascoltatore ha messo nel chiaro proprio questo. Molte volte dei regolamenti che non si capisce neanche perché vengono fatti, perché non vengono sostenuti neanche da una base ecologica, da uno studio scientifico, vengono messi sulle nostre piccole produzioni, però non si capisce il motivo, perché vanno a distruggere le nostre piccole produzioni, ma vanno sempre a favore di qualcun altro che magari ha più peso a livello di Bruxelles. Benissimo. Allora, Lorenzo, noi salutiamo Alessandro Capelli per essere stato qui con noi. Grazie mille. Ringraziamo anche Alessandro perché ha aspettato doveva calare, ha aspettato di parlare con Radio Padania per calare. Quindi grazie Alessandro, ti abbiamo fatto perdere 10 minuti di lavoro, un quarto d'ora di lavoro. Grazie per essere stato con noi. Allora, passiamo da Alessandro Capelli ad un altro Alessandro che è stato già ospite qui con noi in trasmissione al telefono. Abbiamo Alessandro Bartali. Buongiorno Alessandro. Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania e a Lorenzo che è in diretta. Ecco, che ci prepari di buono oggi? Oggi mi faccio personalmente una bella grigliata di pesce. Grazie. Allora, sentiamo Lorenzo cosa... proprio puntino. No, io tanto presento Alessandro è chiamato anche Ruspa, sì, parte di Ruspa, perché sono andato a cercare su Facebook, lui si definisce Ruspa, è un buon golaro, un grande militante della Lega, e che insomma a Pontida abbiamo fatto il match io Alessandro, lo ricordo sempre, perché io friggevo l'acciuga e lui invece dava le sue vongole, ed è stato insomma uno scambio, un gemellaggio fra due regioni. Detto questo, Alessandro è l'icona, un po' anche quello che dice sempre Matteo Salvini, che ti porta nei comizi, perché noi abbiamo un leader, un vice premier che non solo in causa europea ma anche sulla politica nazionale parla sempre di agricoltura, parla di pesca e parla di vongole. Ecco, Alessandro è uno di quelli che deve sperare sempre che venga rinnovata una deroga, che sempre deve battersi con l'Europa per la misura delle vongole. Ricordiamoci questa misura che l'Europa ci dice che deve essere di un modo, invece purtroppo le nostre vongole, non crescendo per altri motivi, non riescono ad arrivare, quindi si interromperebbe un'economia che si interrompe, italiana, a favore di chi? Punto di domanda. Questa risposta ce la dà Alessandro. Allora, niente, praticamente confermo tutto quello che sta dicendo Lorenzo. Noi stiamo aspettando proprio quest'anno la deroga, perché ci hanno dato una prova di 3 anni, abbiamo dovuto produrre della documentazione durante la pesca per far capire che insomma quello che si pensava è reale da parte dei pescatori. Di vongole ce ne sono tante, essendo apposta tante fanno fatica a crescere, perché quando sono tante sono in molti a mangiare e il mare è sempre quello. Loro pensavano che noi, riducendo la misura, peschiamo di più esemplari e quindi le distruggevamo, mentre invece ce ne sono veramente tante in buona salute. Purtroppo in Europa ci sono degli accordi anche fra gli stati, particolarmente la Francia, la Germania, la Francia, la Spagna
e credo anche altre erano contrarie a questa deroga perché probabilmente hanno degli interessi interni. Quello che ricordo dire ai telespettatori è che purtroppo viene importata la vongola simile alla nostra dalla Turchia con una misura molto inferiore ai 22 mm, però siccome arriva sotto forma di polpa con dei conservanti dentro, viene considerato un surrogato, quindi non è soggetto alla misura. Pensate che solo in Italia ne arriva di polpa dalla Turchia 3 volte quello che peschiamo noi in tutta Italia, quindi se noi pescassimo 100 ne arriva 300 dalla Turchia. Certo. Logicamente non c'è scritto vongole turco, non c'è scritto, non so se il sugo pronto, la tavoletta, voi ve ne accorgete perché il marchio è italiano, però dietro c'è scritto che il prodotto, la materia prima viene dal Mar Nero, quindi attenti sempre a cosa comprate quando comprate tavolette congelate e vasetti, perché poi il prezzo c'è dietro, c'è sempre dietro qualcosa. Dovete leggere, mi raccomando, comprate italiano perché ci dobbiamo aiutare fra di noi. Io faccio altrettanto con frutta e verdura e qualsiasi prodotto che devo comprare. Prima, se posso, anche se spendo qualcosa di più, compro per aiutare un'azienda italiana che ha degli operai che a sua volta magari comprano le mie vongole. Benissimo. Allora, Lorenzo, non so se hai da aggiungere qualcos'altro, da chiedere qualcos'altro a Alessandro tanto è un nostro ospite fisso di Radio Padania e a parte sottoscrivo tutto quello che ha detto, che è una cosa importantissima nello scaffale. Una cosa, dico ancora un passaggio in più rispetto ad Alessandro, se vogliamo aiutare, se vogliamo mangiare bene prima di tutto, cibo di qualità per la salute, per la nostra salute, e dare una mano ai produttori italiani, controllate, guardate sempre le etichette, quando non c'è scritto qualcosa, quando non viene sbandierata l'italianità o la nostra produzione, fate delle domande. Io dico sempre questo, è molto difficile, purtroppo noi dovremo in quest'opera di governo italiano, ci stiamo cercando di battere contro questi regolamenti europei. Il ministro Centinaio con la tracciabilità inserita nel decreto semplificazioni cerchiamo in tutte le maniere di svincolarci dai regolamenti europei, quindi di trovare delle clausole che ci possono permettere di mettere una maggiore tracciabilità nei prodotti. Purtroppo finché, questo lo avrò detto già 10 volte in questa trasmissione, 200 volte da quando facciamo la trasmissione sull'agricoltura o la pesca, finché non cambiamo l'Europa e quindi questi regolamenti sulla tracciabilità, io dico sempre, la data di pesca, è paradossale che la data di pesca, che è un dato che il pescatore mette sull'etichettatura del proprio prodotto, non arrivi al consumatore, che è l'unico dato oggettivo della freschezza del prodotto. Facciamoci delle domande. Io ringrazio Alessandro per essere stato con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere partecipare alle vostre discussioni molto interessanti e soprattutto siete una radio che date informazioni che altri non danno. Bene, grazie mille Alessandro. Grazie a tutti voi telespettatori, grazie. Buona giornata. Allora Lorenzo, siamo arrivati quasi in chiusura. Ti piace questo nuovo orario anticipato? Questo orario sì, diciamo che insomma l'una era un po' un orario, insomma, la gente magari tanti erano a tavola. Speriamo di aver raggiunto più radioascoltatori. Certo, poi c'è stata una chiamata che è caduta la linea, era la signora Lisetta che voleva sfogarsi, così come ha fatto ieri sull'ultima Europa, no? Su questa condizione dell'Europa attuale. Poi vabbè, ne parleremo. No, però ti dicevo, Ale, no, il fatto è proprio di riuscire, ora lo sai che l'ultimo Antonio, sono Antonio, non è Ale. Perdonami, scusa Antonio, vabbè, adesso io sono in tilt, guarda, ormai a fine campagna elettorale siamo tutti in tilt. Però Anto, no, che gli ultimi 5 minuti è la nostra chiacchierata dove ci fermiamo un po' in giro, però fammi dire una cosa seria. Il bello di questo orario, alle 11, è tutto che noi possiamo fare tante cose, lanciare dei messaggi, però l'utilità molte volte è far conoscere le nostre produzioni, valorizzarle e dare gli strumenti ai radioascoltatori per trovare i prodotti, per capire cosa devono comprare e per mangiare bene. Ecco, questa è una cosa che secondo me è un servizio che Radio Padania fa ai suoi radioascoltatori gigantesco. E senti Lorenzo, poi da venerdì prossimo sempre alle 11 ci sentiamo, ci sbizzarriamo con tutti i prodotti di stagione. Prima di tutto commenteremo
certo. 5 minuti, 10 minuti quello che è successo per le europee. Ci saranno giorni e giorni, però lo faremo sotto l'aspetto agricolo. E cosa ci aspetteremo da questo nuovo Parlamento europeo che spero che cambi radicalmente, naturalmente. Benissimo. Allora Lorenzo, grazie mille per essere stato qui con noi come sempre. Ci risentiamo con te. Agricoltori, fammi dire una cosa, Anto, perché agricoltori, questo è un messaggio, lanciamolo. Poi lo dico io, ma lo dovrei dire anche dopo. Sì. Agricoltori e produttori, il 26 si decide il vostro futuro, si decide il futuro di chi produce in Italia, ma anche degli stessi consumatori. Quindi, ragazzi, andiamo tutti a votare. Il 26 si deve votare con forza la Lega e per cambiare questa Europa in maniera radicale. Grazie Antonio, grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a te, il 26 maggio si va a votare. Vi ricordo dalle 13 alle 14 ci sarà in onda Europa governata dai padroni del caos. Ci sarà il professor Renato Cristino con Giulio Cainarca, si parlerà appunto su temi europei. Allora vi ricordo l'appuntamento dalle 13 alle 14, poi risentirete questo audio anche stasera alle 21. Io vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti, votate il 26 maggio e buon weekend. Avete ascoltato Filo Diretto. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita.